Ma dove sta andando Pordenone? Dove sta andando il nostro paese? E lo chiedo al vice segretario nazionale dell'UGL Sicurezza Polizia, Raffaele Padrone. Sempre RP. Eh beh sì, dove sta andando? Ben ritrovati, ma il problema di Pordenone in sé per sé è quello uguale, identico, direttore e telespettatori, alle città come abbiamo visto Roma, Milano, Torino, Napoli. Sta diventando una città ovviamente carica di problematiche su questi cittadini stranieri e quindi abbiamo chiaramente mani legate, possiamo usare questo termine, con le normative esistenti per questi tipi di interventi. Questo ieri è stato preso, è stato caricato in macchina, è stato portato all'ospedale, è stato curato per quei 10 minuti che gli hanno potuto dedicare e poi questa persona è ritornata a camminare per la città di Pordenone vestita. Allora il problema è questo, dovremmo avere la possibilità, oggi ho visto che la gente... Gli italiani, anche a Pordenone sono degli italiani. Ci sono, ecco, dobbiamo avere la possibilità di dare ospitalità a questa persona, come dobbiamo dare l'ospitalità, abbiamo visto dormire nelle baracche, case fatiscenti. Questo è portato alla casa Questa è stata, e poi scappa il giorno dopo. Non vuole rimanere all'interno della struttura. Allora, bisognerebbe avere la possibilità di prenderlo e che il tribunale decidesse di rispedirlo a casa propria. Questa sarebbe una soluzione. Bisognerebbe fare delle visite particolari, il giudice deve dire che questa è una persona che va riportata nel proprio paese, oppure ci teniamo queste persone in giro per la strada. Quante persone stiamo accompagnando, ospitate in struttura Piancavallo, da altre tante parti, e poi li vediamo scendere per Piancavallo, li vediamo camminare per la città. Ecco. Questo è il problema, che poi fondamentalmente non riusciamo, direttore, a risolvere, perché ha visto che ci sono delle persone, lei l'ha detto, l'ha fatto vedere, ci sono delle persone italiane che non hanno più la casa, dormono in baracche. Ma la colpa non è loro, certo, è questo. Cioè, allora, i fessi non sono loro, sono quelli che vanno a prendere queste persone. Perché si è parlato tanto... sì, adesso la Germania si è reso conto. Ma certo, però cosa ha detto la Germania? Prende solo i siriani. Sì. Ha già fatto un distinguo, cioè prende i siriani e noi prendiamo tutti quelli allora che non sono, che scappano dalla guerra. E gli ungheresi hanno detto, ma scusa un attimo Merkel, non puoi startene zitta, perché adesso tutti ma fino all'altro giorno le migliaia di persone che stanno aspettando il treno per venire in Germania ma che non sono siriane, che fine fanno? Fino all'altro giorno le pattuglie che abbiamo visto parliamo sempre di sicurezza, le pattuglie che abbiamo visto ai confini con l'Austria solamente perché ci avevano detto di controllare che gli italiani se li prendessero, non tanto per vigilare. Cioè siamo arrivati a queste... Come possiamo noi fidarci di un ministro degli interni, Alfano, insieme ad altri, che ci ha propinato in diretta televisiva quasi a reti unificate, che finalmente l'Europa era venuta in nostro soccorso con Frontex, da Mare Nostro a Frontex. E quindi l'Europa non è cambiato nulla. No, è cambiato solo il nome. L'Europa ha mandato le sue navi che vanno a recuperare le persone e poi le sbarcano in Italia, non che se le portino in Inghilterra. Ha notato, sempre più vicino alle coste della Libia andiamo a prenderli. E gli svedesi cosa fanno? Vanno a prenderli e li portano a noi nelle nostre coste, non è che le portano nelle loro coste. E quindi... voglio dire, la situazione non è solo peggiorata, ma la situazione sta veramente diventando ridicola nelle città, perché gli uomini delle questure d'Italia vanno a far fronte in queste... e si toglie sicurezza nella propria città. Raffaele Padrone, grazie a voi. Vice segretario nazionale UGL, tra l'altro è arrivato tra i 200 che hanno fatto quella grande... Fuji, cos'era la manifestazione? Zoncolan Fuji. Zoncolan Fuji. Dopo un anno di bicicletta, lui è riuscito a fare lo Zoncolan, che è una laurea poi per quanti... Sì, ti lauri ciclista perché poi non lo fai più, vuol dire che hai fatto tutto quanto. No, complimenti che non era facile. Con una media molto alta, ho visto 50, stasera. 60. Ho fatto 29, 26 e 5, Con 33 di salita. La pendenza, scusa. Da 16 a 21 e mezzo, da 13 a 21, queste erano... non potevi neanche bere perché o tieni la borraccia o caschi, insomma. Grazie Raffaele, Grazie bravo. Allora,